Straordinaria la gioia e l'emozione e l'orgoglio che provo ad essere qui oggi a rappresentare il comune ma l'intera comunità, che guardiamo avanti con grande fiducia per il nostro territorio, ma soprattutto per i nostri lavoratori e soprattutto per i nostri lavoratori che hanno dato il massimo. Anni di apprensione e di profonda preoccupazione in Sinistra Piave, che ha condiviso la contemporanea crisi dei suoi gioielli più importanti, ACC e Ideal Standard, un campanello d'allarme colto dalla Chiesa che ha portato in piazza migliaia di persone. Siamo stati sul pezzo, certo, attraverso anche i nostri delegati per la pastorale sociale, facendo sentire una vicinanza e anche una presenza concreta in alcuni momenti particolarmente significativi. Ci siamo resi conto che c'era bisogno proprio di tutti. Ho l'impressione che proprio questo domandi anche il nostro territorio, perché qualsiasi iniziativa, questa sul lavoro, un'azienda che riparte, eccetera, non possono essere pensati isolatamente. È stato Luciano Favero, già amministratore delegato di Ceramica Dolomite e senior banker di Banca Finint, a fare gli onori di casa questa mattina a Trichiana. Favero ha condiviso la sua emozione per la riuscita del progetto e il rilancio del marchio. Ma è fondamentale che questa fabbrica sia una fabbrica che ha un marchio, che gestisce attività commerciali in proprio, non come prima. Deve diventare una fabbrica in cui le decisioni commerciali e industriali si prendono sedendosi attorno a un tavolo e decidendo. Questo credo che sia la forza strategica che avrà questa azienda. Numerosi gli ospiti istituzionali, oltre ai rappresentanti sindacali di CGIL, CISL e UIL, del mondo imprenditoriale, di categoria e politico. Tutti noi guardiamo con assoluta non solo attenzione ma anche con spirito collaborativo a questo nuovo progetto. Io sono a disposizione, ovviamente, essendo l'unico parlamentare bellunese, di qualsiasi cosa l'azienda possa volere o abbia bisogno anche a livello normativo.